Buonasera a tutti. Quindi a me il compito questa sera di parlarvi, di questo tema da un punto di vista leggermente diverso, come, già preannunciava Valentina. Quindi portandovi un po' quella che è la visione di chi si occupa soprattutto di organizzazioni no profit e di aiutare le organizzazioni no profit anche nel settore culturale a completare le proprie strategie di sostenibilità aggiungendo un pezzettino in più, un pezzettino che riguarda proprio il coinvolgimento di sostenitori privati, quindi privati cittadini, aziende e poi eventualmente lavorando anche su quelli che sono i mercati più tradizionali di finanziamento del settore, quindi quello degli enti pubblici e quello degli enti e delle fondazioni di erogazione. Come vi diceva, Valentina, il mio mestiere quindi è da ormai dal 2001 quello di accompagnare le organizzazioni no profit, in questo cammino, non sempre semplicissimo, e lo faccio con particolare interesse per il settore culturale che è un po', il mio settore di partenza. Io sono laureata in conservazione dei beni culturali a Ca' Foscari, Venezia e quindi, ho cercato in qualche modo attraverso il fundraising un modo per poter essere utile al settore e ho cominciato a tentare di fare questo lavoro, se volete, in tempi in cui il fundraising non era ancora proprio un tema, di grande interesse da parte del settore culturale italiano, e quindi sono andata soprattutto a vedere quello che succedeva in contesti internazionali che già avevano, in qualche modo fatto, del fundraising un'attività strategica, anche per quanto riguarda le organizzazioni del settore culturale e creativo. Quando si dice, arrivare al momento giusto, trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Perché oggi invece c'è così tanto interesse anche in questo settore, per quello che è il fundraising? Beh, devo dirvi che prima del Covid, partivo sempre facendo vedere dei dati sul ridimensionamento, sulla contrazione che tra le tradizionali fonti di finanziamento per il settore delle arti e della cultura hanno subito nel nostro paese dal 2005 in avanti e quindi facevo vedere come al progressivo ritrarsi del finanziatore statale o comunque pubblico a tutti i suoi livelli, regione, provincia, comune, era in qualche modo cresciuta la necessità da parte di alcune organizzazioni di aumentare quello che poteva essere il contributo, proveniente da donatori privati, fossero essi appunto cittadini, aziende o fondazioni. Quindi sicuramente perché parliamo di fundraising per la cultura, lo dobbiamo appunto ai tagli del settore. Il quadro si è fatto ulteriormente più, marcato da quando il Covid, 19 ha cominciato in qualche modo a limitare l'attività di moltissime delle organizzazioni che operano nel settore e quindi, a costringerle in qualche modo a rivedere non solo quel lato che riguardava, le entrate da finanziamenti pubblici, ma in questo momento anche a colmare quel gap che si viene a creare, dalla mancanza dell'attività core, quindi dal non poter effettivamente, fare spettacoli o portare avanti le proprie attività, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Quindi, diventa ancora più, stringente cominciare a capire come il fundraising può essere anche per le organizzazioni culturali di piccola, media entità, una leva strategica di sviluppo in una situazione ideale, ma di, reazione all'emergenza creatasi, in questi mesi. Quindi, in questi mesi di lockdown, sono stata abbastanza alla finestra a vedere che cosa stava succedendo e come reagivano man mano che la situazione, insomma, perdurava e, ci sono delle cose che, il lockdown ci ha costretto a fare che paradossalmente potrebbero essere positive per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza e anche, in qualche modo, l'iniziare ad utilizzare tutta una serie di strumenti, che sono assolutamente, conditio sine qua non per poter fare fundraising per un'organizzazione anche culturale. Andando un po' a vedere quindi cosa è stato fatto a livello nazionale dalle organizzazioni culturali, abbiamo sicuramente tutti visto che, il periodo di lockdown ha determinato una grande riscoperta del digitale come un valido alleato per riuscire a relazionarsi con i propri pubblici anche durante le chiusure.
C'è stato sicuramente un generale rafforzamento dei piani editoriali, in alcuni casi addirittura apertura di profili su nuovi canali social da parte di organizzazioni che mai avevano avuto bisogno di utilizzare questi strumenti. C'è stato un aumento sicuramente anche di campagne di sensibilizzazioni e azioni di audience development digitale, quindi i tour virtuali, le passeggiate coi direttori, la creazione di contenuti culturali inediti pensati ad hoc per il digitale, digital concert hall, streaming, quindi tutta una serie di attività mirate a, in qualche modo, coprire questa impossibilità di raggiungere o di ospitare nelle proprie sedi, di fronte ai propri palcoscenici o all'interno delle proprie strutture il pubblico, che però hanno in qualche modo, colmato, un ritardo che le organizzazioni culturali avevano sul digitale da troppo tempo. Ma la cosa che mi interessa di più farvi notare da fundraiser è che c'è stata una necessaria e che io sinceramente auspicavo da tanto tempo, modifica dello storytelling. Cioè, una cosa che io criticavo spesso nelle organizzazioni culturali che cominciavo a seguire dal punto di vista della raccolta fondi, è che la comunicazione è sicuramente una leva strategica per poter fare fundraising, ma deve essere una comunicazione di un certo tipo. Una comunicazione che si limita meramente a informare il mio pubblico su orari, luoghi, sistemi di prenotazione non è certo una comunicazione che aiuta ad avvicinare dei potenziali donatori o dei potenziali sostenitori. Paradossalmente l'essere fermi, l'essere costretti a stare fermi, a non poter programmare niente di reale, ha costretto le organizzazioni a ripiegarsi su quelli che sono i propri valori, sulle proprie mission, a rinterrogarsi su quello che è il loro ruolo all'interno delle comunità e dei territori, al di là dell'attività primaria che fanno. E questo è assolutamente un processo, generativo che il Covid ci ha imposto, perché questo è un momento maieutico, secondo me, a quelli che accetteranno di farlo, che hanno già accettato di farlo, porterà sicuramente, una modalità poi di rapportarsi e di raccontarsi in un prossimo futuro che sarà assolutamente, più, interessante per le organizzazioni che vogliono anche cercare del supporto. Quindi tutto questo parlare dell'impatto anche che la cultura può avere, al di là appunto dell'indotto economico che, è da sempre il tema di cui si è parlato maggiormente, tolto quello si comincia a cercare di capire che quali altri impatti la cultura, riesce a generare sui territori o all'interno delle comunità. Ed ecco che quindi quello che sta emergendo, diventa anche funzionale, a essere, più pronti, a coinvolgere tipologie di donatori che lavorano con logiche diverse dal finanziatore istituzionale. La grande difficoltà che io ho in qualche modo visto in questi mesi e di nuovo sto rivedendo da parte delle organizzazioni del settore è: ma è opportuno in questo momento chiedere, è opportuno sollecitare donazioni per il nostro settore? Questo soprattutto nel primo lockdown ho visto grandissima, timidezza, grandissima difficoltà, no, a sentirsi, ehm, attività essenziali alla pari di quelle che erano coinvolte in prima linea nell'emergenza Covid. Forse adesso in questa seconda fase di lockdown, la situazione è talmente di emergenza anche per il settore culturale che, sono in pochi ormai a farsi la domanda se chiedere o non chiedere. E quindi, appunto si cominciano a vedere tutta una serie di esperienze, di organizzazioni che cominciano a utilizzare strumenti, differenziati, che in qualche modo poi vedremo sono all'interno della cassetta degli strumenti a disposizione per chi fa fundraising, con maggiore propensione. Avete già visto sicuramente quanto, in questo periodo, non parlando del settore culturale, ci sia stato uno sviluppo, assolutamente intenso di attività di raccolta fondi, digitali, quindi sia attraverso campagne di crowdfunding, di cui poi parlerà anche la collega, ma anche attraverso, nuovi tools, nuovi strumenti, a disposizione delle organizzazioni no profit per, in qualche modo essere pronti ad accogliere donazioni anche solamente attraverso il canale dell'online. Cosa su cui rispetto ad altri settori, anche nel contesto italiano, le organizzazioni culturali avevano lavorato ben poco.
Vi faccio un esempio per tutti: abbiamo una legge dal 2014, che in qualche modo ha istituito un importantissimo, incentivo fiscale a donare ad alcune organizzazioni del settore, l'Ar-bonus. La cosa che io vedevo più frequentemente è che, pur potendo giocarsi questa carta potentissima che offre un credito d'imposta del 65% nei successivi 3 anni alla donazione, molte organizzazioni culturali non facevano neanche la fatica di mettere il proprio IBAN sul sito, come dire, una specie di gara ad ostacoli per chi volesse veramente riuscire a dare un sostegno, a fare una donazione. Questo lockdown ha fatto assolutamente fare dei passi avanti da questo punto di vista, no, tolte tutte le tradizionali attività o le modalità di raccolta fondi un po' più improvvisate, molte organizzazioni stanno effettivamente sistemando anche, le possibilità per sostenerle, anche dal punto di vista digitale. Ma quindi che cos'è questo fundraising, e si può veramente parlare di fundraising per la cultura anche in un paese, come l'Italia, che ha decisamente una tradizione, storica, centenaria di sostegno pubblico alle arti e alla cultura? Ed esattamente che cosa intendiamo quando parliamo di strategie di programmazione, di strategie di fundraising? Se vogliamo dare una delle definizioni possibili, non c'è una definizione univoca, ognuno viene in qualche modo, più naturale mettere in evidenza alcuni aspetti piuttosto che altri, ma se vogliamo dare una definizione strategica di che cosa si intende per fundraising, direi che proprio il fundraising è quell'insieme di attività atte a garantire la sostenibilità di un'organizzazione no profit nel lungo periodo. Quindi un'attività strategica di reperimento di risorse sia finanziarie, denaro, sia materiali, beni, servizi, sia umane, quindi tempo, collaborazioni, competenze. Lo scopo primario del fundraising è la costruzione di relazioni complesse in cui la raccolta fondi è l'atto finale. Quindi già in questa prima definizione, che vuole cercare di in modo sintetico raccontare tutto, cominciate a intuire che c'è un mondo di competenze, che in qualche modo, stanno dietro a questa parola fundraising. Uso più volentieri la parola fundraising scritto con la U, perché lo trovo ancora purtroppo scritto, in modo scorretto con la OU, non c'entra niente il cercare. Fund sta per risorse in inglese, ed ecco perché risorse rende molto meglio che fondi la complessità, no, le diverse tipologie di risorse, che posso, andare, a ricercare attraverso un'attività di fundraising. Quando parlo solo di fondi, ne cito solamente una delle 3 che vi ho appena illustrato. E poi, oltre alla parola fund, nel termine fundraising c'è il verbo to raise, che sia ha un significato di raccogliere, ma soprattutto ha un altro significato, secondo me un po' più in linea col modo di vedere che ho io, questo insieme di tecniche e strumenti, che è quello di far crescere effettivamente l'organizzazione. Sì, perché effettivamente un'organizzazione che si pone nell'ottica di, cominciare a fare fundraising, è costretta a mettere in campo tutta una serie di meccanismi che inevitabilmente la portano a una crescita. Quello che sicuramente mi sento di dirvi è che il fundraising, non è una questione meramente di soldi, e sicuramente non deve diventare il fine dell'organizzazione, ma è semmai lo strumento con cui l'organizzazione raggiunge lo scopo per cui è nata, e sicuramente, e questo è doveroso dirlo, non è il modo per sanare situazioni economiche in perdita o deficitarie. Anche perché in un primo momento richiede anche degli investimenti che sono ovviamente commisurati alla dimensione dell'ente e alla dimensione dell'obiettivo di fundraising che si vuole raggiungere. Sicuramente quindi non è la bacchetta magica, ma è una grande opportunità di sviluppo per un'organizzazione no profit che ha bisogno di completare appunto il proprio funding mix. Dal punto di vista strategico, quando si comincia a, lavorare, su un piano di raccolta fondi, per un'organizzazione, di solito si tende, a considerare tutta una serie di, tipologie diverse di sostenitori che noi definiamo i mercati della raccolta fondi. Per mercati della raccolta fondi andiamo sostanzialmente a identificare il mercato, principale, che è quello delle persone fisiche, dei cittadini quindi, poi c'è quello delle imprese, a seguire vi dicevo quello degli enti e delle fondazioni di erogazione, e poi la pubblica amministrazione a tutti i livelli.
Per ognuno di questi mercati ci sono una serie di strumenti. Immaginatevi proprio una cassettina degli attrezzi con una serie di scomparti per ciascun mercato, strumenti diversi che hanno a delle caratteristiche assolutamente diverse, che quindi possono avere un carattere più marcato di relazionalità o un carattere più marcato di tecnologia, che possono avere tempi diversi, per ottenere dei risultati. Un conto è se faccio un crowdfunding dove le donazioni mi arrivano nel giro di 3, 4 mesi, un conto se imposto una campagna lasciti dove magari la prima donazione mi arriverà tra 20 anni. Strumenti che possono appunto, riguardare, modalità molto personali piuttosto che, la possibilità di coinvolgere con una sola azione tantissime persone. Quindi, strumenti diversi che sono pensate per donatori diversi. Come Mara io sono una fan dei dati, come la dottoressa Tognoni sono una fan dei dati e quindi vi ho, voluto mettere una slide su quelle che sono ad oggi le fonti di informazioni, sul fundraising in Italia. Purtroppo non le riesco a declinare nello specifico per il settore culturale, perché, non c'è, devo dirvi, una, informazione così dettagliata e specifica. Se io fossi un fundraiser che lavora nel Regno Unito o negli Stati Uniti, avrei report semestrali sull'andamento delle donazioni, da parte di privati per il settore culturale. Qui in Italia non c'è niente di questo genere, quindi dobbiamo partire dai dati complessivi che riguardano il terzo settore per poi poter estrarre quelli che sono, i dati che riguardano il comparto cultura. Purtroppo spesso abbinato, come ben sapete, a tutto il comparto anche dell'intrattenimento, a volte addirittura con lo sport, quindi falsando un po', tutto. Comunque, ecco, per ogni mercato ci sono cominciano ad esserci, rispetto a quando io ho iniziato all'inizio degli anni 2000 a fare questo mestiere, diverse fonti di informazione, importanti, che cercano anche, con una periodicità annuale, alcuni casi addirittura semestrale, di fornirci dati aggiornati sull'andamento delle donazioni o sulla propensione a donare di ciascuno di questi mercati. Quindi, alcune ve le cito o che possono essere assolutamente interessanti e reperibili. Doxa lavora moltissimo, fa un'indagine annuale che si chiama Gli italiani solidali. In questo periodo di Covid sta facendo un lavoro straordinario con aggiornamenti costanti per farci capire come sta cambiando e su cosa si sta dirigendo l'interesse dei donatori italiani. Un lavoro importante viene fatto anche dall'Istituto Italiano della Donazione, anche questa, fa un'indagine annuale che, tende a fare una fotografia complessiva delle donazioni, quindi non solo settore cultura, ma comunque interessante. Il mensile Vita No Profit fa, una volta l'anno uno studio che si chiama Giving Italy, ispirandosi appunto ad altri rapporti sulle donazioni che vengono fatte all'estero, dove mette insieme in qualche modo tutti i dati, in qualche modo messi a disposizione da più ricerche. Cito anche Italia No Profit, che è un portale del terzo settore, creato, qualche anno fa, che sta lavorando benissimo ed è fonte di informazione preziosa per noi fundraiser, su tutte quelle che sono le dinamiche del terzo settore, ma anche sulle dinamiche appunto della raccolta fondi stessa. Se siete interessati a donazioni online o crowdfunding, non potete perdere il rapporto, fatto da Rete del Dono, PayPal ed Oxa, di solito esce nel mese di maggio e si chiama Donare 3.0, un report che va a indagare proprio il comportamento dei donatori cosiddetti onliners, no, cioè come si comportano i donatori che donano online e quali sono le loro dinamiche e i motivi per cui non donano. Quindi tutta una serie di aspetti che poi ci aiutano effettivamente a ragionare su come è più opportuno, provare a coinvolgere. E poi vi ho citato una serie di altre ricerche un po' più specifiche, magari anche sul mercato delle aziende, o sull'ultimo strumento su cui si sta lavorando tantissimo in Italia, che è quello, dei lasciti solidali. Questo è il tipo di dati che possiamo trovare, all'interno di ricerche appunto sulla propensione a donare, da parte dei cittadini, no, qui, già capite che avendo a disposizione un grafico del genere di anno in anno modificato, andiamo a vedere come sta messa la cultura tra le cause
cioè le tipologie di progetto, di organizzazione a cui i donatori italiani preferiscono donare, vedete in che posizione sta il patrimonio artistico, che è la voce, diciamo, che rappresenta un po' il comparto cultura, imprese culturali creative, organizzazioni, che operano in questo settore con forme no profit. Quindi, qualche problemino ce lo abbiamo, no, quindi c'è una scarsa propensione del cittadino italiano a donare per il settore culturale. Come mai? Da cosa dipende il fatto che la cultura sia all'ultimo posto, poco prima della formazione universitaria e poco dopo l'aiuto ai migranti e ai rifugiati? Se volete ci sono tutta una serie di concause, no, allora siamo sostanzialmente un paese che ha una forte cultura di sostegno pubblico alle arti e alla cultura, quindi questo tema è relativamente recente. Vi parlavo di 2005, l'inizio del ridimensionamento del finanziatore pubblico, 2014 l'anno in cui abbiamo avuto meno fondi per la cultura a livello complessivo, pubblico. Quindi è da quel momento che le organizzazioni, come dire, quando l'acqua arrivava alla gola, hanno cominciato a girarsi un po' intorno e dire: "Ma forse anche questo potrebbe essere uno strumento, per completare il nostro funding mix". E quindi è un tipo di strategie, di tattiche, di strumenti relativamente recenti, è un mercato immaturo ancora. Le organizzazioni culturali che hanno adottato, strategie di fundraising, che vuol dire non pensare ogni tanto di fare una piccola iniziativa di raccolta fondi, ma fare entrare il fundraising all'interno delle proprie strategie di sostenibilità, dotandosi anche di che cosa? Di risorse umane competenti, preparate e soprattutto dedicate, cioè che possano dedicarsi a questo, al rapporto con i donatori 5 giorni alla settimana, a volte anche 7, e per le ore sufficienti. Bene, sono pochissime le organizzazioni culturali a tutti i livelli, non solo le piccole, anche le grandi, che ancora ad oggi non riescono ad avere questa visione strategica del fundraising e continuano a percepirla come un'attività residuale, strumentale, ancor peggio da affidare a terzi, magari con un pagamento a percentuale, in cui scarico completamente il rischio di impresa su un terzo soggetto. Ecco, questo non è il fundraising che io, propongo alle organizzazioni che seguo. La cosa che ancora veramente mi stupisce tantissimo è che oltre ad una, immaturità, e una scarsa conoscenza, degli strumenti, c'è anche una sorta di disagio nel chiedere. Il chiedere purtroppo è l'elemento primario del fundraising. Se io voglio ottenere delle donazioni, se devo chiedere un contributo, se devo trovare dei sostenitori, se devo cominciare un programma per gli amici del teatro, del museo, dell'associazione o devo lanciare una campagna Airbonus, di fatto io devo chiedere. Le organizzazioni culturali sono a disagio nel raccontare i propri bisogni di fundraising. Fanno fatica, vedono come un problema il fatto di chiedere donazioni soprattutto alle persone che già pagano un biglietto, che sottoscrivono un abbonamento, capite? Perché effettivamente anche nelle organizzazioni culturali che lavorano con una forma no profit, questa cosa che siamo al contempo organizzazioni no profit, ma comunque imprese culturali creative, crea come dire, dei punti di criticità. Se guardate come comunicano poi questo bisogno, come fanno quello che gli americani chiamerebbero l'ask, no, o la call to action, i messaggi di fundraising delle organizzazioni culturali sono nascosti, sono introvabili, sono nel retro dei programmi, in fondo scritti in piccolo, sono nell'angolo buio dei loro spazi, nelle parti meno visibili dei siti web. Qual è il problema? Qual è il problema? Che di fatto viene ancora percepita come un'attività non, ehm, dignitosa, mi viene da dire, no, quindi, c'è veramente una scarsissima propensione anche delle organizzazioni culturali a chiedere. L'altro aspetto è che se le organizzazioni culturali non chiedono e continuano a non chiedere e la cultura di partenza in cui siamo tutti cresciuti, quindi stiamo continuando a far crescere anche le nuove generazioni dei millennials e quelli che saranno la generazione Z, non c'è una crescita della cultura, del dono per la cultura. E quindi anche la propensione media del donatore italiano a donare per la cultura resta bassa. Ci sono però dei dati interessanti. I dati interessanti ci arrivano,
per esempio dalla risposta che i cittadini italiani, le aziende, le fondazioni hanno dato all'Art Bonus. Oltre 50 milioni di euro raccolti dal 2014. La risposta che gli italiani stanno dando al 5 per 1000 alla cultura, che cresce di anno in anno da quando è stato inserito nel 2017 tra i vari comparti. La risposta che stanno dimostrando alle organizzazioni culturali che timidamente lanciano il cuore oltre l'ostacolo e fanno partire delle campagne di crowdfunding. Allora, forse c'è un problema anche nell'idea che ci siamo fatti di donatore per la cultura, no? Anche continuare a parlare solo di mecenatismo crea un cortocircuito. Il donatore per la cultura non è necessariamente un mecenate, non è più quello. Il donatore per la cultura è spesso una persona che ha una ridotta disponibilità di dono rispetto a mecenate, che magari ha un interesse specifico per quello che l'organizzazione a cui è legato, perché lavora sul suo territorio, perché sta facendo un progetto sulla sua comunità o nel quartiere, è un'organizzazione che conosce da vicino, di cui può verificare la trasparenza, di cui può verificare l'impatto e che glielo chiede. E magari glielo chiede attraverso forme di donazioni moderne, online, come per esempio il crowdfunding o le donazioni online stesse. Ecco, in questo modo, io vedo che c'è, come dire, si sta disegnando un profilo di donatore per la cultura molto diverso da quella che è probabilmente, l'idea che c'eravamo fatti, e il continuare a parlare di mecenatismo culturale confonde un po' l'idea e non ci aiuta assolutamente a crescere. 2 veramente, ultime annotazioni su quella che è la pianificazione strategica. Fin dall'inizio vi ho detto che cominciare a parlare di fundraising non è, come dire, un insieme di azioni casuali che, vengono organizzate magari all'ultimo momento, ma fa parte appunto di un'attività strategica, che parte sicuramente con il capire qual è il bisogno reale dell'organizzazione culturale. La domanda che io faccio sempre alle organizzazioni che mi chiedono di cominciare un percorso di questo tipo è: "Bene, ma di quale obiettivo di fundraising stiamo parlando? Qual è la fetta, no, stiamo parlando di raccogliere 5.000 €, stiamo parlando di raccogliere 50.000 € o stiamo parlando di raccogliere 500.000 € l'anno per completare il budget della vostra organizzazione e portare a termine i vostri progetti?" Questo è il primo punto. E spesso io vedo le organizzazioni culturali pensano di aver bisogno di fundraising, ma poi quando gli chiedi in che termini non riescono a raccontarlo. Quindi si parte decisamente dall'individuazione di un obiettivo per poi, capire, quali sono i mercati su cui si può andare a lavorare. I mercati sono quelli che vi dicevo prima, quindi privati, aziende, fondazioni, enti pubblici, che io auspico sempre di, in qualche modo, sollecitare contemporaneamente, perché l'idea è quella di abituare l'organizzazione, culturale a strutturarsi con una strategia a più colonne, perché nel momento in cui uno di questo mercato, una di queste tipologie di donatori dovesse diventare non disponibile, io almeno riesco a stare a galla con le altre colonne che ho costruito solidamente. Una volta che ho deciso come lavorare con i cittadini, con le aziende e con le fondazioni, sceglierò gli strumenti più appropriati e li sceglierò in base anche al budget che ho a disposizione per fare delle determinate azioni. A quel punto vado a fare un vero e proprio piano di fundraising che può essere annuale o pluriennale. Porto a termine le diverse azioni, monitoro i risultati e poi vado a verificare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato per eventualmente rimigliorare questo schema che vi propongo, che potrebbe essere anche rappresentato come un ciclo che tutte le volte ricomincia. Gli strumenti sono tanti, non tutti sono effettivamente, utilizzabili per le organizzazioni culturali. Quello che stiamo sicuramente vedendo è che stanno cambiando anche a causa del Covid, che rende impossibile utilizzare questi strumenti. Quindi in questa fase siamo decisamente, in una fase di modifica. Gli strumenti sono diversi anche a seconda del tipo di donatore che voglio trovare, quindi se sto cercando piccole donazioni, donazioni più importanti o le cosiddette grandi donazioni. Quindi nel momento in cui si fa una pianificazione strategica, effettivamente si va a capire quale può essere lo strumento più adatto per intercettare quella determinata tipologia di donatore.
alcuni degli strumenti, sono diventati vecchi con il Covid e quindi in qualche modo ci troviamo in una situazione in cui vanno, o ripensati i vecchi strumenti con un nuovo approccio o, bisogna accettare l'idea di doversi dotare di nuovi strumenti, che vuol dire spesso anche di dotarsi di nuove competenze. Inevitabilmente in questo momento la digital transformation è un tema, che il Covid ha spinto in avanti e anche nel fundraising io ogni giorno praticamente, scopro qualche cosa di nuovo o faccio un incontro con un fornitore che ha un prodotto nuovo per essere più efficaci anche nel fundraising digitale. Questo veramente, volendo riassumervi e farvi così aprirvi una finestra su quella che potrebbe essere l'attività di pianificazione, vedete è quello che potrebbe essere il contenuto ideale della mia cassetta degli attrezzi. Vedete, ci sono, gli attrezzi che sono gli strumenti, sono divisi per comparti e sono divisi anche non solo per mercato, ma anche per tipologia o noi definiamo range di donazione, fasce di donazione che io voglio ottenere. Ehm, un lavoro sicuramente, come capite, molto pianificato, molto strutturato, che richiede delle competenze specifiche, che richiede una preparazione specifica, che però si può trasferire anche a delle risorse interne alle organizzazioni. Il punto veramente che io trovo critico è, quello di, far digerire spesso alle governance l'idea che il fundraising sia un'attività strategica a cui bisogna destinare, budget e risorse umane dedicate, che non può essere condotto in modo improvvisato, e che richiede effettivamente un'attività di pianificazione. Laddove le governance delle organizzazioni, anche di piccola entità, perché io spesso lavoro con organizzazioni piccole, piccolissime o di media dimensione, quando se l'approccio strategico viene accolto e si comincia a fare un lavoro senza immaginarsi dei risultati a mo' di bacchetta magica dopo un paio di settimane, effettivamente questo è un tipo di lavoro che porta frutti e che permette alle organizzazioni anche di aprire le porte. I donatori per la cultura, per le arti, per lo spettacolo dal vivo ci sono, dobbiamo veramente, trovare modi nuovi, per riuscire a raccontarci, per far capire l'importanza di quello che le organizzazioni culturali fanno all'interno delle nostre comunità e quindi non essere più a disagio nel chiedere, un contributo. Direi che concludo con quest'ultima provocazione, è sicuramente questo il momento, anche se appunto l'adottare una strategia di fundraising comporta dei cambiamenti, questi mesi in cui siamo, costretti in qualche modo a stare fermi per tutto quella che riguarda l'attività con i pubblici, potrebbe decisamente essere il momento per fermarsi a pensare se questo può essere il cambiamento da fare in questo momento storico. Anch'io poi vi lascio i miei contatti e lascerò le slide ringraziando il Comune di Vittorio Veneto e il progetto Stimulart per aver dato spazio anche a questo tema, anche nel settore culturale.